Una corsa graduale lunga 2 mesi, fatta di tante tappe di avvicinamento con informazioni, testimonianze, riflessioni e consigli su come scegliere la scuola superiore giusta. Senza pregiudizi, senza false paure, con obiettività e seguendo le proprie inclinazioni, come consigliano gli esperti nelle dirette e nelle presentazioni sul web. La terza edizione di Vi Orienta, la seconda completamente digitale, porta con sé tante novità e un nuovo dossier sulle professioni del futuro. Quali sono le novità che sono emerse quest'anno? Ma la novità è che c'è una maggiore consapevolezza che la scelta è una scelta importante, che c'è stato un maggior dialogo tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro grazie proprio alla nostra intermediazione. Crediamo come Giornale di Vicenza di aver svolto una funzione sociale particolarmente importante e diciamo che siamo stati affiancati da aziende, da istituti di credito, da enti come la provincia e il comune che hanno creduto in questo progetto che sta diventando oramai un appuntamento irrinunciabile per la scuola e per le famiglie. Professore, quali saranno le professioni del futuro? Ci sono delle indicazioni che derivano da questa indagine che abbiamo svolto su 1200 tra aziende di tutti i settori. Che cosa ne è emerso? C'è una richiesta di un'azienda su 2 di impegnarsi dal punto di vista della qualificazione sull'economia circolare, la sostenibilità e la certificazione ambientale. Poi naturalmente ci sono anche delle richieste molto forti sul versante umanistico dei servizi alla persona, quindi la capacità e l'attitudine di interpretare la complessità di alcuni ruoli o la specializzazione in alcune professioni, pensiamo sia al mondo sociosanitario che al mondo educativo e scolastico. Naturalmente su tutto poi pervade la conoscenza sempre più spinta del digitale come sistema di organizzazione, di connessione e di flusso di informazioni che interessano tutti questi lavori. Di cosa hanno bisogno in questo momento storico le industrie venete? Le industrie in questi ultimi anni hanno innovato moltissimo, la tecnologia è entrata prepotentemente dentro le imprese, abbiamo bisogno di chi sia in grado di gestire questa tecnologia e quindi fondamentalmente tecnici. In provincia di Vicenza sappiamo che la metalmeccanica è molto forte, 42% degli addetti, quindi è evidente che questa tecnologia, Industria 4.0, tutta questa innovazione entra nelle aziende, ma i nostri cari collaboratori di una certa età non sono in grado di farla funzionare perché non ne hanno le competenze, l'esperienza loro non è utile, quindi abbiamo bisogno di nuovi tecnici preparati a dovere sulle nuove tecnologie e quindi abbiamo un grandissimo bisogno della scuola. L'alternanza scuola-lavoro può essere un buon modo per proiettare i giovani nel mondo del lavoro in modo quindi più efficace? Assolutamente sì, perché è un'opportunità per le imprese, ma è anche un'opportunità per i ragazzi che conoscono il lavoro, conoscono le imprese, possono anche esprimere le loro competenze all'interno di questi momenti di formazione e di alternanza. E lei cosa consiglierebbe ad un ragazzo o anche alle famiglie di questi ragazzi che deve iscriversi in questi giorni alla scuola superiore? Chiaramente dare spazio alle loro aspirazioni. La scelta che andranno a fare oggi non è una scelta che è definitiva, hanno la possibilità nel percorso della vita anche di cambiare scelta dopo 2 anni, dopo 5 anni, per cui devono scegliere sicuramente con serenità. Assessore, con questa ricerca presentata stasera, di questa ricerca, che idea si è fatta? Sono fatta l'idea che le imprese cercano soprattutto tanta motivazione, che vogliono avere un rapporto con il mondo della formazione e dell'istruzione, e dall'altra è che dobbiamo lavorare ancora di più sui servizi per il lavoro, perché oggi abbiamo un problema, abbiamo pochi giovani, abbiamo una denatalità pesantissima e dall'altra però abbiamo un mercato del lavoro che chiede moltissimo. Quindi questo allineamento lo fai solo se avvicini sempre di più i due mondi. Ai giovani che consiglio possiamo dare? Di guardarsi attorno, di guardare il proprio contesto,
Le attitudini sono importanti e devono, non è una contrapposizione, collegate al contesto di vita, alle imprese che ci sono nel proprio territorio. Parlare molto con i propri docenti. Ai docenti chiedo, perché sono importantissimi nel momento dell'orientamento, di guardare il contesto, di conoscere le imprese, di vedere di che cosa c'è bisogno. Nel Veneto del futuro, quali professioni saranno preponderanti nei prossimi 5 o 10 anni? Io credo molto nelle filiere produttive che rendono il manifatturiero veneto molto spinto, e quindi le filiere di valore sono la filiera dell'automotive, quella del turismo, è la prima industria per il Veneto, quello della plastica, delle materie plastiche, tutto il tema dell'abbigliamento, delle confezioni. Sono diversissimi i contesti produttivi in cui il Veneto fa la voce grossa ed ha un'autorevolezza nel mondo. Abbiamo bisogno di investire lì, e quindi ai ragazzi dico: guardate a quei settori.